in tante culture ha importanza fondamentale il collegamento fra il cielo e la terra, quindi l'uomo, la natura, gli animali sono tutti esseri e tutte cose che sono presenti proprio come ponte fra il cielo e la terra. E qui abbiamo uno degli esempi di nuraghe più alti di tutta la Sardegna e che proprio come possiamo vedere è idealmente un collegamento fra l'alto e il basso. Ci troviamo al cospetto del nuraghe Isparas, siamo a Isili in provincia di Cagliari. A breve vedrete il nuraghe, ma tutto questo dopo la sigla! Bene, qui siamo nel XV secolo a.C., si tratta di un nuraghe trilobato e che è stato costruito con calcare bianco. Come dicevamo prima, si tratta di una delle strutture più alte, uno dei nuraghi più alti della Sardegna. Infatti è alto, la Tholos è alta 12,50 metri. Saliamo e facciamo il nostro ingresso. Vi anticipo che è già una cosa meravigliosa. Ecco, tramite il corridoio che abbiamo appena percorso abbiamo avuto accesso alla camera principale, che è appunto una Tholos veramente molto alta, chiusa. Il centro della camera presenta un pozzo circolare, mentre appunto su una parete si trova l'accesso del vano scala per poter andare ai piani superiori. Ma per il momento appunto vediamo questa parte centrale. Ecco, quassù in alto possiamo vedere l'accesso alle scale che portano al piano superiore. Ovviamente l'accesso da questo piano all'imboccatura delle scale era appunto fatta tramite una scala a pioli, una scala a legno.
e dopo aver visitato la magnifica Isparas vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima visita interessante, sempre. A presto!